Adesso apriamo il Canevon 1906. Ne viene il gruppo su stomaco. Bravo. L'apertura di una storica cantina, anzi di una cantina secolare, come prima immagine per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti. Due gli argomenti di questa settimana: il primo qui in collina, nelle colline dell'Asolano; il secondo invece riguarda gli anziani, però andremo veramente a quota zero, andremo a Forte Marghera. Partiamo dall'Asolano perché qui un imprenditore ha deciso di investire anche su percorsi naturalistici, non solo sul prosecco. E allora, Antonio Dalbello, cosa ti è venuto in mente per riaprire questa cantina che apparteneva a quando voi eravate Poareti e Mezzadri? È una storia di 30 persone che vivevano col reddito di questa riva dei frati, di questa collina, e quel Canevon era quello che era il patrimonio. Si producevano più di 10.000 litri di vino bianco dei Colli Asolani. Qui si vive di questo. Allora, da imprenditore però, facciamo un po' di conti. Lei ha investito molto su questo territorio facendo questo percorso, perché deve esserci un ritorno, perché bisogna puntare anche al turismo, non solo ad immottigliare. Il turismo dovrà arrivare per noi, perché tutte le nostre bottiglie che ci sono in Italia e all'estero sono tutte cartoline che portiamo in giro, ma adesso queste saranno anche utili per far venire qui le persone per vedere dove è partito tutto. Percorso naturalistico ma anche occasione turistica. Allora, con il sindaco di Asolo, padrone di casa del territorio, parliamo proprio di turismo, perché Asolo dà dei numeri davvero eccezionali. Le presenze da gennaio ad fine aprile risultavano un 30% in più rispetto al 2019. L'anno migliore per le presenze di turisti sia nazionali che internazionali sulle nostre colline. Eventi come questi sono importanti anche per il messaggio che diamo. È fondamentale che la pubblica amministrazione che si occupa del turismo cooperi e lavori insieme con i privati che attraverso i loro prodotti fanno da volano per il turismo stesso. Cioè, cerchiamo di darci una mano uno con l'altro, e queste sinergie fanno solo che bene a tutti. Grazie, e adesso i titoli. Prosecco come promotore turistico dei nostri territori. Con questa prospettiva ha inaugurato ad Asolo il percorso delle vigne, dove si raccontano secoli di storia racchiusi nella degustazione di un calice. Tenere il più possibile gli anziani nel loro mondo con agevolazioni, assistenza domiciliare e una rete solidale. Questo è l'obiettivo della nuova legge sulla terza età discussa a Forte Marghera durante la 7ª festa dei pensionati CIA. Estate, primi attacchi di parassiti alle nostre piante. Con Adriano Favaretto impariamo quali prodotti scegliere per l'orto e come farci un semplice ed ecologico trattamento per le rose. Nella stagione migliore per pulci e zecche, Zampettando vi spiega le buone pratiche per proteggere i nostri gatti. Questa settimana i consigli e le applicazioni sono della veterinaria Chiara Candiotto. Sono belle, buone e hanno tante proprietà. Sono le ciliegie, frutto simbolo dell'estate, e fra i benefici meno conosciuti raccontati dal nostro Renzo Gatto, quello di rilassarci e di facilitare il sonno. Torna nella prima puntata di giugno il pronostico di Morgana. Tra tempo incerto, boom del turismo rurale, difficoltà per i mutui in crescita, dalla fattucchiera del Sile anche delle possibili difficoltà per il mondo del prosecco. Percorso turistico, quindi attrattiva turistica, che si può percorrere solo se si arriva bene in queste zone qua. Allora, con Claudio Sartor, che è il delegato della provincia per quanto riguarda la viabilità, oltre che sindaco di Cornuda, tracciamo un punto della situazione per quanto riguarda la viabilità. Attrattività che è aumentata di questi territori, maggiore facilità comunque di arrivarci, perché la pedemontana sicuramente è un punto fondamentale in questo senso, quindi siamo più vicini a tante direttrici. Poi la viabilità interna ha bisogno di alcuni miglioramenti, ma su questo credo che la provincia stia investendo parecchio. Penso alle gallerie del Grappa, dove comunque abbiamo investito €1 milione come provincia e siamo ormai alla fine del cantiere. Importanti investimenti li abbiamo fatti anche sulle zone del Cansiglio e di altre realtà, insomma, del quartiere del Piave, dove insomma c'è una fragilità delle strade. Alle nostre spalle il Grappa. La strada aperta quando? Sarà verso fine luglio. È stato difficile lavorare in quel contesto,
contesto che è a 1500 metri con comunque anche una viabilità precaria, però è vero che è un intervento definitivo. E tra i presenti a questa inaugurazione anche Annelisa Rampini, che oltre che essere sindaco di Pio del Grappa è anche il referente per il progetto Babbo UNESCO. Mantenere e preservare la biodiversità, questo è il compito che l'UNESCO ci ha assegnato e aziende virtuose come questa non fanno che aiutarci e rendere più facile il percorso. Sicuramente l'ambiente montano ha ulteriori criticità perché chiaramente è un ambiente fragile, il tema dell'acqua, il tema della difficoltà anche di mantenere i pascoli sono all'ordine del giorno. Abbiamo un tavolo che è stato costituito da Aprolab che si occupa proprio di affrontare questo tipo di tema in modo da poter mettere nel piano d'azione che verrà approvato entro settembre anche tanto sulla questione del pascolo e delle maglie in montagna. Con Veneto Agricoltura stiamo partecipando ad un bando LIFE della Comunità Europea sui pascoli di alta montagna, progetto innovativo che speriamo venga premiato dall'Europa e ci veda finanziati. Siamo qui tutti con la massima attenzione per supportare i nostri agricoltori perché possano continuare a vivere la montagna e soprattutto aiutarci nel mantenerla. Sì, perché poi se avanza il bosco, se avanza il sottobosco, se avanzano le rove, come si dice dalle nostre parti, è un disastro anche per la pianura. Certo, è un disastro per tutti, sia dal punto di vista idrogeologico ma anche e soprattutto per la nostra biodiversità. Dobbiamo fare in modo di difenderlo e consegnarlo alle generazioni future. Grazie Sindaco, adesso le notizie. Le commissioni congiunte di Agricoltura e Ambiente del Senato hanno dato il loro assenso all'emendamento sul miglioramento genetico agganciato al decreto legge sulla siccità. Si tratta di agevolare tecniche di evoluzione assistita in agricoltura diverse dagli OGM. Le TEA rendono possibile inattivare geni, ad esempio quelli che conferiscono sensibilità alle malattie, permettendo di rendere la produzione più resistente alla siccità o ai parassiti. In questi anni sono stati ottenuti straordinari risultati con la sperimentazione in laboratorio e ora, con l'emendamento, la ricerca potrà ancora migliorare con il passaggio alla sperimentazione in campo. Veneto Agricoltura sta sperimentando 2 strategie per affrontare il cambiamento climatico e gli eventi meteo estremi sempre più frequenti, con 2 invasi alla Brussa di Caorle e a Mogliano. Qui in particolare, nell'azienda pilota dimostrativa di ANA, è stato realizzato un piccolo bacino coltivato a seminativo e destinato ad accogliere le acque in eccesso. L'invaso, per come è stato progettato e realizzato, consente anche la raccolta di dati sull'effetto degli allagamenti alle colture agrarie, che serviranno da parametro per gli indennizi agli agricoltori. Il consorzio Tutela Formaggio Asiago sceglie all'unanimità Fiorenzo Rigoni come presidente. Lo ha deciso il primo consiglio di amministrazione del 30 maggio. Nel segno della continuità la decisione verso il delegato del caseificio Pennarasiago, eletto alla conduzione del consorzio, che riunisce 35 caseifici produttori e 6 aziende di stagionatura nelle zone di produzione della DOP nelle province di Vicenza, Padova, Treviso e Trento. Insieme a lui è stato riconfermato vicepresidente Fabio Finco dell'azienda casearia Monti Trentini di Grigno Valsugana, mentre continua a crescere la presenza in consiglio delle socie, con l'ingresso insieme alla malghese Lorella Frigo anche di Barbara Dal Pozzolo. Scongiurare la pesca eccessiva, regolare controlli, verificare l'importazione e nuove regole di sicurezza. Questi gli obiettivi delle modifiche al regolamento europeo approvato nei giorni scorsi a Bruxelles. I pescherecci saranno localizzati attraverso un dispositivo VMS e avranno l'obbligo di registrare elettronicamente le loro catture. Chi eserciterà la cosiddetta pesca ricreativa di specie specifiche dovrà essere immatricolato e dovrà registrare e trasmettere le catture utilizzando un sistema elettronico. Per ciò che attiene all'obbligo di sbarco, si dovranno impiegare strumenti per il monitoraggio elettronico a distanza per garantire che le catture indesiderate siano portate a terra. Infine, per la tracciabilità del pescato sarà interessata tutta la catena di approvvigionamento, cercando di rendere più semplice localizzare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, compresi i prodotti trasformati, dopo uno studio specifico e una fase di transizione di 5 anni. E in questo percorso naturalistico ci capita anche di trovare un atleta come Gabriella Dorio. Beh, a mangiarci liege? Questa è la stagione e fra l'altro sono buonissimi. Da atleta questo percorso come lo vede e cosa consiglia? È un percorso bellissimo,
non solo panoramico, anche bello proprio come da percorrere. Bisogna anche guardarsi intorno, cioè gli alberi da frutta, tutte le piante, è bellissimo perché io che sono un'appassionata, perché sono nata in campagna e ho vissuto sempre con questa passione, tuttora ho un pezzo di terra che ci lavoro, e vedere un posto così tenuto fra l'altro in ordine come questo, è bellissimo. Scarpette da trekking, quelle giuste ci vogliono qui, oppure anche scarpe a normale da ginnastica? Ma va bene qualsiasi scarpa, l'importante è avere voglia di muoversi e andare in mezzo alla natura. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e passeremo dalla montagna al mare nella seconda parte. Seconda parte da Forte Marghera per parlare di anziani con la 7ª festa interregionale di ANP-CIA, una festa dedicata a questa parte della nostra popolazione che sta sempre più crescendo. Pensate che ad esempio in provincia di Rovigo ci sono più pensionati che personale attivo, e questo deve far pensare. Una piramide rovesciata che è stata il centro della discussione di un incontro che si è sviluppato oggi. E allora cominciamo con i relatori, con Giovanna Gazzetta, che è la presidente veneta di ANP. Perché il titolo Anziani sì grazie? Perché vogliamo che agli anziani sia dato un valore maggiore di quello che sentiamo noi che non c'è. L'anziano non è un peso, ma invece una risorsa, e quindi le istituzioni, la politica e quant'altri devono dare quel valore giusto all'anziano. Faremo delle iniziative anche in collaborazione col CUPLA, che è il Comitato Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo, e stiamo vedendo di portare una raccolta firme, una petizione popolare per fare in modo di sensibilizzare le istituzioni. Voi come comune come vedete questa terza età? Anche voi state ragionando come Rovigo sul fatto che ci saranno sempre più anziani e meno popolazione, fra virgolette, attiva? Sì, è un tema drastico nel paese, la piramide demografica è completamente rovesciata, nel giro di qualche anno avremo molti più anziani di quanti sono i giovani. Oggi l'area anziani è quella su cui il comune investe di più in assoluto nel bilancio del sociale, insieme a quella della disabilità. Si va dall'aiuto a pagare la retta nel caso in cui ci sia un inserimento in casa di riposo per le persone con poche sostanze, si va dall'assistenza domiciliare. Dall'altra parte c'è un lavoro però anche prima, con tutta la parte della terza età in cui l'anziano è ancora autosufficiente. Noi puntiamo a che resti il più possibile autosufficiente per lavorare con lui sull'invecchiamento attivo. Quindi l'obiettivo è aiutarli ad essere autonomi, non farli sedere, non lasciarli da soli, aiutarli a essere autonomi il più possibile. Grazie, adesso il nostro Lorenzo Gatto. Ciliegie. Oggi parliamo di ciliegie. Perché? Perché è il frutto che ci dice che sta iniziando l'estate. La ciliegia è un alimento tutto sommato anche ipocalorico. Perché? Perché 100 grammi di ciliegie polpa ci dà circa 50 calorie. Contenendo 12 grammi circa di zuccheri. Poi contiene anche fruttosio, contiene altre sostanze, tra cui importante è la presenza del potassio, di antocianidine e di altri polifenoli. Inoltre sono presenti sia il triptofano che la melatonina. Cosa vuol dire la presenza del triptofano e della melatonina? Beh, questi sono dei componenti molto importanti per quanto riguarda il sonno, soprattutto nel sonno quello disturbato. Si è visto peraltro che funziona meglio nelle persone anziane. Le ciliegie, dal punto di vista salutistico, è anche un frutto molto importante perché migliora l'aspetto dell'infiammazione, cioè sono degli antinfiammatori importanti. Tanto è vero che contengono anche dei salicilati in maniera così importante che è come se noi prendessimo, tra virgolette, un'aspirina, naturalmente con un consumo di 250-300 grammi di polpa di ciliegia al giorno. Le ciliegie hanno un basso indice glicemico. Cosa vuol dire indice glicemico? È la velocità con cui il glucosio, cioè lo zucchero, sale nel nostro sangue. Più è lento, cioè più è basso questo indice glicemico, meglio è, in particolar modo per i diabetici. Ma può anche essere utile come frutta nelle diete ipocaloriche, cioè nelle diete delle persone che così cercano di dimagrire per la prova costume. Termino con una curiosità. Il fiore del ciliegio è molto bello ed è segno anche di ricchezza e di buon auspicio. È diventato però nel tempo
anche un simbolo di una qualità assai rara nelle persone, e cioè della cortesia e della buona creanza. Annalisa Mandorlino è la segretaria nazionale di Cittadinanza Attiva. Cittadinanza Attiva è un'organizzazione di cittadini che non vogliono partecipare alla vita pubblica solo in occasione delle elezioni, ma vogliono giocare un ruolo da protagonisti anche nel quotidiano. Pensate che noi siamo nati nel 1978, esattamente l'anno in cui è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, e ci siamo accorti che il soggetto più fragile erano proprio gli anziani. Così, grazie a un patto che si è costituito tra tanti soggetti della società civile, Cittadinanza Attiva è uno di 58 dei soggetti che costituiscono questo patto, abbiamo fatto pressione affinché nella missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse prevista una riforma per gli anziani non autosufficienti, che sono una categoria già molto numerosa, 3 milioni di persone, ma se si considera le loro famiglie si arriva a 10 milioni di persone. Ora la legge è stata approvata, però la cosa veramente qualificante che deve essere approvata sono i suoi decreti che ci facciano capire come si intende aiutare questo numero così grande di persone. Però d'altra parte ancora che si qualifichino anche delle risorse che già il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede. Per esempio nella missione 6 sono previste delle risorse sull'assistenza domiciliare che vanno impiegate bene. Presidente De Carlo, si sente deluso dalla legge finanziaria, perché? Perché gli aumenti delle pensioni che sono state fatte sono davvero deludenti. Si tratta di sostanzialmente circa 20 euro per quelli che erano a 524 e altri 20 euro per chi ha più di 75 anni. A fronte di un'inflazione che conosce una progressione dall'8 al 12%, e francamente l'effetto è un effetto molto minimo, e quindi ci vogliono degli impegni. La società, lo Stato, il governo deve affrontare questo tema degli anziani e della loro condizione, sapendo che già sono un terzo della popolazione, sono oltre 15 milioni e nei prossimi anni aumenteranno. Quindi dal prossimo mese cominceremo incontri sul territorio con tutti i parlamentari per rappresentargli la nostra piattaforma, che è l'aumento delle pensioni minime tutte, almeno fino a 780 euro, che è la pensione di cittadinanza, che è ancora in vigore. Poi vogliamo una riduzione del carico fiscale sulle pensioni. Chiediamo che ci sia un cambiamento nel trattamento delle donne, che sono quelle che prendono le pensioni più basse. Poi il contributivo secco, noi andremo nei prossimi anni a trovare delle persone che riceveranno delle pensioni che addirittura saranno più basse di quelle che attualmente ci sono. Quindi chiediamo che venga istituita una pensione base sulla quale poi ciascuno mette il suo percorso lavorativo. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Giugno, e quindi la prima puntata parliamo dei parassiti delle piante, quali afidi, quali bolle, quali cimici, eccetera, eccetera. Nel mercato ci sono prodotti chimici, ci sono prodotti bio, oppure ci sono anche prodotti fatti in casa. Cominciamo con gli afidi, che colpiscono particolarmente le rose, e noi agiamo con il sapone come si faceva una volta. Quindi, classico sapone Marsiglia, ho messo dentro 50 grammi di scaglie di sapone su 1 litro di acqua e l'ho lasciato diluire per un giorno, diciamo, sciogliere. Fate l'emulsione, prendete il contenitore, io ho questo che tiene 2 litri di acqua, e metto dentro mezzo bicchiere di liquido, quindi diluisco ulteriormente. Io ho preso questo contenitore perché ho parecchia roba da dare, oppure trovate in commercio questi da mezzo litro, e quindi anche questi sono funzionanti, oppure utilizzate quei contenitori per i detersivi in casa. Ora trattiamo un altro prodotto, è un estratto di equiseto, quindi un bio, che è contro malattie fungine come bolla, peronospora, oidio, sul vostro perseguir, che è quelle foglie che ha quella bolla gonfiata, diciamo ruvida, ecco, quella è la bolla del pesco che va trattata. La sua proporzione sarebbe 1 a 10 in pratica, 1 litro su 10 litri di acqua. Mi raccomando,
date una bella agitata. Ultimo prodotto è il classico sulfato d'erame, che adesso lo trovate già sciolto, diciamo, e va utilizzato al 10% e va bene per l'orto, pomodoro, melanzane, i peperoni, e date su quel prodotto qua. Un consiglio: quando poi terminate e mettete gli spruzzatori sullo scaffale, scriveteci il nome, a questo, a quello, e scriveteci il prodotto che c'è dentro, perché fra 15 giorni, quando andrete a riutilizzarlo, non vi ricordate più. Nella prossima settimana vi faremo vedere come si va a spruzzare. Prima di concludere, una rettifica. La settimana scorsa avevamo parlato della potatura delle spiree e stavamo potando, ho detto, una spirea bumalda. Non è vero, perché era una spirea bangutei. La bumalda sta fiorendo adesso, quindi non si può potare. E per ultimo, permettetemi di salutare tutti i carabinieri per il 209° anno di fondazione dell'Arma e in particolar modo i carabinieri del 13° di Gorizia. E tra i relatori di questo momento di incontro anche il Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ma in questo caso presidente di un'altra situazione. Sì, della Commissione per la riorganizzazione della sanità degli anziani. Il Ministero della Salute ha creato questa commissione per individuare quali sono le prospettive di 30 anni di vita in più dopo la pensione. I numeri sono questi, che noi anziani ultra 75 anni siamo 7 milioni, di cui 3 non autosufficienti, e sono davvero tanti. Di questi 3, 280.000 sono nelle RSA, per le quali si spendono circa 12 miliardi l'anno. Gli altri 2 milioni e 7 sono nelle loro abitazioni così come sono, e ce ne sono 1,3 milioni soli. 570.000 in palazzi senza ascensore dal secondo piano in su, più di 150.000 non arrivano a 500 euro al mese, e per questi neppure 2 miliardi. Questo dà la fotografia dell'urgenza di un cambiamento non solo di politica ma anche di cultura. E proprio per questo lei ne ha parlato con Papa Francesco, sì, e lancia un'iniziativa per ottobre dove vuole anziani e i bambini, niente adulti. A Piazza San Pietro una grande udienza con Papa Francesco, dove appunto queste due generazioni estreme, i nonni e i nipoti, si trovano assieme perché mostrano innanzitutto un'affettività straordinaria, le complicità affettive sono straordinarie, e nello stesso tempo insegnano che se vogliamo vivere bene dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, anche gli adulti, anche i più giovani. Da soli si vive male. Ecco perché questa manifestazione è un messaggio di affetto e di cultura per il nostro paese. Lei con la comunità di Sant'Egidio però ha già messo in atto un principio virtuoso. Viva gli anziani, cioè soprattutto nei centri storici c'è un gruppo di volontari che stanno al telefono e poi si interessano nel quartiere, il barista, il giornalaio, il fruttivendolo, il farmacista o chi per lui, i quali se non vedono l'anziano venire telefonano al centralino e scatta ovviamente un circuito virtuoso di relazioni, perché vedete il virus più duro, più terribile degli anziani soprattutto, ma non solo, è la solitudine. Ecco perché dobbiamo creare delle strutture anche sociali e relazionali per aiutare gli anziani a non restare soli, e questo vuol dire anche non solo più felici loro, ma a mio avviso anche più felici chi li va a trovare, perché trova una grande ricchezza. Grazie Monsignore, e adesso Zampettando.
Ciao a tutti, sono Chiara Candiotto e lavoro presso la clinica veterinaria di Casale sul Sile. Oggi siamo qui per parlare con questa splendida gattona di parassitosi nei gatti. Come abbiamo visto le temperature sono cambiate, per cui questo è proprio l'inizio del periodo in cui aumentano in maniera sensibile pulci e zecche. Ricordiamoci che sono parassiti che possono trasmettere malattie molto importanti, per cui è buona norma proteggerli, non solo nel periodo estivo, questo andrebbe fatto tutto l'anno per i gatti che vivono in ambiente esterno, quantomeno nel periodo caldo per quelli che vivono in appartamento. Per quanto riguarda il gatto abbiamo 3 opzioni. Una è la pipetta, abbiamo le compresse da dare per via orale e poi abbiamo i collari antiparassitari. Ecco, sul collare non tutti i gatti lo tollerano bene, io personalmente non lo consiglio tantissimo per gatti che vivono nell'ambiente esterno, questo perché se per caso saltano una rete o passano attraverso un cancello, scappano eccetera, possono rimanere impigliati. I vari prodotti proteggono quasi tutti per pulci e zecche, alcuni proteggono anche per parassiti intestinali e anche per punture di zanzare. Qui abbiamo Sissi, una gattona di 6 anni, sterilizzata, che vive sia all'aperto che in casa, preferibilmente però all'aperto. Vi faccio quindi vedere come applicare una pipetta sul gatto. Allora, generalmente consiglio di mettere i pollici delle proprie mani in corrispondenza delle protuberanze delle scapole. Si sente, no, tutta la colonna vertebrale e si percepiscono, si vedono anche le 2 scapole. Si prende questo come punto di riferimento, con le mani si fa una riga in modo da spostare delicatamente tutto il pelo e intravedere, la vedete, la cute, e in questa posizione andremo ad applicare il contenuto della pipetta. Qui è un punto dove il gatto non riesce a arrivare a leccarsi e nonostante sia un prodotto non tossico è sempre buona norma che non lo prendano per bocca. Una volta applicato consiglio, tanto più per chi ha gatti a pelo lungo, di utilizzare il retro della pipetta per spostare il pelo e coprire la zona di applicazione. In questa maniera anche per voi non entrate in contatto con un prodotto. Qualora succedesse consiglio di lavarsi le mani in ogni caso perché viene assorbito anche da noi. Ricordo un'ultima cosa, che tutti i parassiti che prendono i nostri animali possono colpire anche noi. Presterai particolare attenzione alle zecche che veicolano delle malattie estremamente pericolose, estremamente importanti, che vanno tenute sotto controllo e monitorate. Aiutando i nostri animali con gli antiparassitari in qualche modo aiutiamo anche noi evitando che arrivino nelle nostre case. Presidente Passarini, alla luce di quello che ha detto Monsignor Paglia prima e che abbiamo sentito, qui c'è un paradigma da cambiare. Un 30% della nostra popolazione italiana è fatta di anziani, di pensionati, e quindi miliardi che vengono investiti spesso anche nell'assistenza, mentre una parte che sarebbe più attiva non ha strategie di visione, di recupero di quello che è un ruolo che ha l'anziano all'interno della nostra società. Ecco, ma allora il Veneto ha una visione per l'anziano che ha sempre coltivato la terra? Credo che la Regione Veneto si deve porre cosa fare per questo settore. Noi abbiamo una parte di società che nel momento in cui smette di lavorare entra in un limbo di invisibilità, mentre invece una parte preponderante e attiva. Cioè il senso della comunità, il recuperare anche la parte umana delle persone, che avviene, attenzione, all'interno delle aziende agricole. Se pensiamo che oggi il valore della comunità rurale, il valore appunto della produzione locale, la possibilità di garantire ai nostri cittadini di prodotti sani, salubri, a prezzi anche equi, è un elemento, fa parte di un elemento della visione che ha l'agricoltura, deve essere però recuperata anche all'interno della società. E noi come organizzazione di categoria, CIA in questo caso, ma ANP, l'Associazione dei nostri pensionati, possiamo dare anche dei suggerimenti per andare verso questa direzione. Grazie Presidente Passarini, adesso le previsioni. La situazione generale si caratterizza dalla presenza di un ampio anticiclone, quindi da un'ampia area di alte pressioni, il cui centro è localizzato sull'estremo nord dell'Europa.
Come evidente dalla carta del tempo, vedete l'ampiezza di questa alta pressione va dall'Atlantico fino a interessare quasi l'Europa orientale, ma una posizione critica per noi, perché oltre a proteggerci relativamente, marginalmente, attiva una circolazione di aria che si muove in senso orario, quindi si pongono dei sistemi perturbati, delle linee di instabilità da est che investono appunto da nord-est tutte le nostre zone. Correnti da nord-est sono correnti un po' più fresche che vanno a confluire, a scontrarsi potremmo dire, con aria più calda che permane ormai da giorni sulle nostre zone. Ecco, lo scontro tra queste due masse d'aria provocherà annuvolamenti irregolari, molto instabili, precipitazioni anche temporalesche. Infatti per domenica inizialmente un cielo nuvoloso, ma non molto, anche con ampi spazi di sereno. Nel pomeriggio potremo subire il passaggio di un nuovo impulso di aria instabile, quindi degli annuvolamenti che aumenteranno, con possibilità in serata di qualche breve precipitazione, soprattutto sotto i rilievi. Una instabilità, quindi una variabilità del tempo anche abbastanza accentuata, che stante questa situazione ci accompagnerà per tutta la prossima settimana. Aspettiamoci per ogni giorno delle nuvolosità irregolari che si formano velocemente e che si accompagnano spesso a qualche precipitazione, anche a qualche temporale. Le temperature rimangono al di sopra della norma, con minime in pianura almeno tra i 16 e i 18 gradi, le massime tra i 23 e i 25 gradi. Poi nel corso della prossima settimana caleranno nelle massime, ma sempre al di sopra dei 20 gradi. L'Alto Adriatico è poco mosso, anche se temporaneamente potrebbe essere mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo con il presidente nazionale di CIA, Cristiano Fini. Presidente, anziani, dignità da dare a loro, ma dare dignità anche come anziani agricoltori. Dobbiamo cercare soprattutto nelle aree interne del paese di ridurre il divario con le aree urbane attraverso servizi, infrastrutture, cercare di mantenere l'insediamento su quelle aree degli anziani. Dopodiché c'è un ragionamento legato all'invecchiamento attivo, cioè sono persone che sono assolutamente fondamentali e devono sentirsi al centro della società per il ruolo sociale che hanno e anche per il contributo che possono dare dal punto di vista economico. Quindi abbiamo il dovere di sostenere e di ridare davvero una grande dignità a un settore che per noi è sempre più fondamentale. Lei dialoga costantemente col governo, ma questo lo capiscono a Roma? Ma lo capiscono, noi stiamo facendo di tutto per innalzare le pensioni minime, perché c'è un tema anche di dignità economica per gli anziani. Pensioni per gli agricoltori di 500-600 euro al mese sono scandalose, lo abbiamo detto, io l'ho detto alla Premier Meloni, che ha capito questo tipo di impostazione. È chiaro che nella manovra finanziaria ultima qualcosa è stato messo, ma ancora troppo poco. La Premier Meloni è consapevole del fatto che saremo molti più anziani e molti meno giovani e attivi? Credo che sia consapevole, è chiaro che anche lei deve fare i conti con quelle che sono le casse dello Stato. C'è dialogo comunque col governo quando si parla di anziani, perché forse sono quelli che votano un po' meno? Ma su alcuni temi sicuramente c'è dialogo, c'è intesa, tutto il tema legato alla non autosufficienza, quindi ci aspettiamo già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di vedere politiche e risorse ad hoc per il settore. Grazie Presidente Fini, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, essendo la prima del mese. Adesso sentiamo i pronostici per questo giugno da Morgana e noi ci vediamo la prossima settimana. Buondì e buona estate da Morgana del Silente, anche sto mese qua a contarvi il futuro, buona gente. Beh giornale, ma ancora un po' di acqua, sti 30 di me porterà. Chi che ga semenasso turco se tirerà in qua, dopo i tanti dubbi sulla siccità. Una roba base tutto sto gran in giro. Campi con oro che si muove col vento. Quindi non solo proseguo a far da tiro, in sto mondo che non è mai contento. Vinca il Silmedise andrà caendo, finì i giorni buoni, tra prezzi alti e gente che non capischei. Bottiglie che resterà in mucciai sui cartoni e cantine che dovrà rifare i conti, cari miei. Intanto sto mese arriva tutta la nostra frutta,
matura albicocche, perseghi e sarese. Toemo dai nostri agricoltori che è buona tutta. Sicuri che pur sparagnando, in toe non troveremo sorprese. Ah ben po', anche Ave, che continua a chiamar mai come sto anno. Se veriva in giardino non c'è niente di grave, anzi vuol dire che stai in un posto ancora sano. C'è un altro segno di natura che mi domanda di tenerla ben. E ora il sil mi dice, manco cemento e piccura, anche per creanza delle generazioni che viene. Che poi sarebbe anche un modo di fare qualche scherzo in più, tenere ben trosi, canai, campi e pra. Posti che i turisti tirerà ogni dì per un'economia che pronostico ancora tanto accrescerà. Specie per malghi in montagna che gada star verte per tenere in drio il bosco, perché se lassuno si investe e si sparagna, quei rive che venga rasò, vedo un futuro molto fosco. Come per i giovani che si compra casa e che adesso paga mutui da capogiro, se noi sosteniamo che fiai vogliamo che faccia, con tutti i suoi sogni che si squaia come un butiro. E per cambiare sti brutti presagi senza creanza, il sil mi dice che occorre stare insieme gente, invece di guardarsi il bunigolo della panza. Aiutiamo chi avemo vicino e non ha niente. E questo è l'auspicio di sta che viene da Morgana del Fiume Silente, sentata qua in pastoria, che adesso vi aiuta e va a cercare di far del ben. Pronta 4 a 30 di a contarvi luglio, sempre in allegria!